Buon pomeriggio cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo come prosegue la storia Brama sanguinaria del dottor Taverner, i segreti del dottor Taverner, dottore dell'occulto di Dion Fortune. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e iscrivetevi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Bene, vediamo come prosegue questo testo. Un paio di giorni dopo fui chiamato dal mio ufficio nella casa di cura per andare a ricevere un nuovo paziente. Era Craigie. Era arrivato fino alla porta, poi si era immobilizzato. Sembrava che si vergognasse così tanto di se stesso che non ebbi il coraggio di propinargli la paternale che di solito si usa in tali circostanze. Mi sento come se fossi su un cavallo che si impunta. Iniziò. Voglio entrare, ma non posso. Chiamai Taverner e la sua vista sembrò calmare il nostro paziente. Ah, esclamò, voi mi date sicurezza, sento che posso sconfiggere questa cosa. Raddrizzò le spalle attraverso la soglia. Una volta entrato sembrò essersi tolto un peso dalla mente e si adattò serenamente alla routine del posto. Beryl Winter prese l'abitudine di passare a confortarlo ogni pomeriggio, di nascosto dalla sua famiglia. In effetti sembrava che fosse sulla strada della guarigione. Una mattina passeggiavo nei paraggi con il capogiardiniere, progettando dei piccoli miglioramenti, quando egli fece un'osservazione che avrei avuto modo di ricordare in seguito. Eravate convinto che a quest'ora tutti i prigionieri tedeschi fossero rientrati in patria, non è vero, signore? Ma non è così. L'altra notte ne ho incontrato uno nel viottolo, fuori dalla porta sul retro. Pensavo che non avrei più rivisto quel loro lurido grigio-verde. Comprendevo la sua antipatia, era stato loro prigioniero e il ricordo non era di quelli che svaniscono. Non pensai più alla sua osservazione, ma alcuni giorni dopo mi tornò alla mente quando una delle nostre pazienti venne da me dicendo: Dottor Rhodes, penso che dimostriate poco patriottismo impiegando prigionieri tedeschi nel giardino quando così tanti soldati congedati non riescono a trovare lavoro. Le assicurai che non era così e che non c'era nessun prigioniero tedesco che fosse in grado di sopravvivere a una giornata di lavoro sotto la sorveglianza del nostro capo giardiniere e loro ex prigioniero. Ma ho visto chiaramente l'uomo aggirarsi nei pressi delle serre all'ora di chiusura la sera scorsa, affermò. L'ho riconosciuto dal berretto e dalla divisa grigia. Lo riferii a Taverner. Dite a Craigie che non deve uscire per nessun motivo dopo il tramonto, rispose, e a Miss Winter che è meglio che per il momento si tenga alla larga. Una o due sere dopo, mentre passeggiavo fumando una sigaretta dopo cena, incontrai Craigie che si affrettava verso il boschetto. Vi ritroverete dietro il dottor Taverner, gli gridai. Ho fatto tardi per la consegna al sacco della posta, rispose, e sto andando alla cassetta postale. La sera dopo trovai nuovamente Craigie in giro dopo il tramonto. Mi avvicinai a lui rapidamente. Ascoltate, Craigie, iniziai. Se volete stare in questo posto dovete rispettare le regole e il dottor Taverner vuole che voi restiate in casa dopo il tramonto. Craigie scoprì i denti e ringhiò come fosse stato un cane. Lo afferrai per il braccio e lo condussi dentro raccontando l'accaduto a Taverner. La creatura ha ristabilito la sua influenza su di lui, concluse. Evidentemente non possiamo farla morire tenendola lontana da lui, dovremmo usare altri metodi. Dov'è adesso Craigie? Sta suonando il pianoforte in salotto, risposi. Allora saliremo in camera sua e toglieremo i sigilli. Mentre seguivo Taverner al piano di sopra, aggiunse: Vi siete mai chiesto per quale motivo Craigie si è rifiutato di entrare quando è arrivato alla porta? Non ci ho fatto molto caso, risposi. Una cosa del genere è piuttosto comune nei casi mentali. Sopra questa casa è stata posta una sfera di influenza, una sorta di campana protettiva per tenere lontane le entità maligne, quello che nel linguaggio popolare può essere chiamato incantesimo. Il demone di Craigie non poteva entrare e non voleva essere lasciato fuori. Pensavo che saremmo riusciti a stancarlo tenendo Craigie lontano dalla sua influenza, ma ha un controllo molto forte su di lui al punto che lui collabora deliberatamente. Le cattive compagnie corrompono le buone maniere e non si può frequentare una cosa come quella senza venirne corrotto, soprattutto essendo un celta sensibile come lo è Craigie. Quando raggiungemmo la stanza, Taverner si avvicinò alla finestra e passò la mano sul davanzale, come se stesse spostando qualcosa. Ecco, affermò. Adesso può entrare e tirarlo fuori, così vedremo quello che è in grado di fare. Sulla porta si fermò di nuovo e fece un segno sullo stipite. Non penso che supererà questo, disse. Quando tornai nell'ufficio trovai il poliziotto del villaggio ad attendermi.
Le sarei grato se teneste d'occhio il vostro cane, signore, iniziò. Ci sono state lamentele per uccisioni di pecore ultimamente e qualunque animale sia stato si trova in un raggio di 3 miglia a partire da qui. Il nostro cane è un airedale, iniziai. Non credo che sia lui il colpevole, di solito sono i colli che uccidono le pecore. Alle 11 spegnemmo le luci e mandammo a dormire i nostri pazienti. Su richiesta di Taverner mi misi un abito vecchio e delle scarpe da ginnastica con la suola di gomma e lo raggiunsi nel fumoir che si trovava proprio sotto la camera di Craigie. Ci sedemmo al buio aspettando che accadesse qualcosa. Non voglio che facciate nulla, precisò Taverner, tranne prestare attenzione e osservare quello che succederà. Non dovemmo aspettare a lungo. Dopo circa un quarto d'ora sentimmo un fruscio tra le piante rampicanti e vedemmo scendere Craigie con grande rapidità, appeso alla visteria che rivestiva il muro. Mentre spariva nel boschetto, scivolai dietro di lui mantenendomi all'ombra della casa. Si muoveva al piccolo trotto furtivamente sui sentieri che portavano a Frensham. All'inizio corsi e mi abbassai, approfittando di qualsiasi macchia d'ombra, ma poco dopo mi resi conto che questa precauzione era inutile. Craigie era preso dai suoi pensieri, quindi mi avvicinai ancora di più a lui, seguendolo a distanza di circa 30 metri. Si muoveva rapido, a lunghi balzi, e faceva pensare a un segugio. Le ampie e sterili alture di quelle campagne abbandonate si stendevano intorno a noi. Zone di foschia riempivano le valli e le cime di Hindhead si stagliavano contro le stelle. Non ero nervoso, uomo contro uomo, sapevo di non essere da meno di Craigie e inoltre ero armato con un buon calmante, 0,5 metri di tubo di piombo inserito in un pezzo di tubo di gomma. Di solito non fa parte della dotazione ufficiale dei migliori manicomi, ma lo si può spesso trovare nascosto nelle giacche dei custodi. Se avessi saputo con cosa avevo a che fare, non avrei riposto tanto affidamento sul mio calmante. L'ignoranza a volte è un'eccellente sostituta del coraggio. Appena fuori dai cespugli sbucò una pecora davanti a noi e la caccia ebbe inizio. Craigie scattò all'inseguimento dietro la pecora terrorizzata. Una pecora può muoversi con grande rapidità per una breve distanza, ma la povera bestia, ostacolata dalla lana, non riusciva a tenere il passo a Craigie, la raggiunse, descrivendo cerchi sempre più piccoli. La pecora inciampò, cadde sulle ginocchia e lui le fu sopra. Le tirò indietro la testa e non riuscì a vedere se si servì di un coltello o meno, perché la luna fu coperta dal passaggio di una nuvola. Vidi però un chiarore indistinto nell'ombra, qualcosa di semitrasparente passare tra me e il buio, una massa che si dibatteva tra i cespugli. Non appena la luce della luna si fece largo tra le nubi, scorsi a fatica il berretto e l'uniforme grigio-verde dell'esercito tedesco. Non riesco a esprimere l'orrore e il disgusto di quello che vidi. La creatura non era un uomo che aiutava l'uomo che, in quel momento, non era umano. A poco la resistenza della pecora si fece più debole, fino a cessare. Craigie raddrizzò la schiena e si alzò, poi con passo sicuro si diresse verso est con il suo demone cupo alle calcagna. Non so come feci la strada di ritorno, non osavo guardarmi indietro per paura di trovarmi vicino una presenza. Ogni alito di vento che passava tra i cespugli mi sfiorava come dita gelide sulla gola. Gli alberi tendevano i lunghi rami per afferrarmi al passaggio e i cespugli si levavano ad assumere forma umana. Mi muovevo come un fuggiasco in un incubo, facendo uno sforzo enorme in direzione di una meta che sembrava allontanarsi. Alla fine, incurante di chi poteva guardare dalla finestra, attraversai di corsa i prati intorno alla casa illuminati dalla luna, irruppi nel fumar e mi gettai a faccia in giù sul divano. Bene, per il momento è tutto, proseguiamo la lettura domani per terminare questo racconto Brama sanguinaria che al momento appunto abbiamo letto fino al 3° capitolo. Vi ringrazio per la vostra attenzione, mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto e iscrivetevi anche al mio canale YouTube. Grazie sempre e arrivederci alla prossima lettura. Grazie.